Non si possono lasciare scoperti i servizi essenziali per la cura mentale. L'appello dell'Ordine degli Psicologi del Veneto arriva in un momento di crescente richiesta di prevenzione e di cura nel campo della salute mentale e sollecita interventi per affrontare le criticità del Servizio Sanitario Regionale sul versante psicologico. Numerosi psicologi assunti con una delibera regionale dell'agosto del 2022 infatti rischiano di non veder rinnovati i loro contratti a giugno del 2024. Chiediamo su questo alla Regione un impegno aggiuntivo nel sostenere alla Regione e alle ASL e ai Dipartimenti di Salute Mentale di utilizzare tutti i fondi disponibili per permettere una loro proroga, così come di completare la chiamata degli psicologi già vincitori di concorsi e graduatorie perché possano sostenere il lavoro dei loro colleghi e soprattutto, e questa è la partita strategica che ci giochiamo in contesto veneto, un supporto bipartisan alla proposta di legge sulla psicologia di base depositata pochi mesi fa in Regione rappresenterebbe una modalità per sostenere un accesso diretto, una filiera corta di accesso diretto a un servizio di supporto psicologico per tutti i cittadini e le cittadine del Veneto in maniera più diretta, più semplice e più rispondente alla crescita importante dei bisogni psicologici che stiamo registrando. Il bisogno di sostegno psicologico continua ad aumentare in Veneto, soprattutto tra i giovani e soprattutto nel post-Covid. Basti pensare che il bonus psicologo dello Stato in Italia ha ricevuto in pochi giorni circa 400.000 richieste, in gran parte di giovani, a fronte di risorse sufficienti a coprire solo 40.000 cittadini. E le liste d'attesa per prestazioni psicologiche nel servizio pubblico sono spesso molto lunghe. Riteniamo essenziale che in questo momento in ambito regionale, a livello delle ASL, si sviluppi un'iniziativa di forte e ampio respiro a tutela della presenza degli psicologi e delle psicologhe nel servizio sanitario regionale. Abbiamo bisogno di prenderci cura del benessere psicologico di 5 milioni di cittadini e cittadine del Veneto e abbiamo bisogno di farlo con risorse che nel pubblico in Italia tradizionalmente sono molto ridotte. Basti pensare che in Italia abbiamo una media di soli 5 psicologi assunti nei servizi di salute mentale ogni 100.000 abitanti, a fronte di una media di 20 psicologi ogni 100.000 abitanti che c'è in Europa.